riprende dopo il Covid, sperando che non ce ne sia un altro purtroppo, il nostro sprizzetto. Il mitico sprizzetto. E dove siamo? Siamo da Paolo Marani, Terrazza in Piazza, qua ad Adria. Ciao Paolo. Naturalmente, professor Maggi, ben trovato. Ma ben trovatissimo, poi abbiamo un sacco di cose, optional varie, eccetera, eccetera. Allora Paolo, intanto ti ringraziamo per l'ospitalità, adesso noi andiamo avanti con il nostro sprizzettino, che ormai è diventato un must, che qualcuno ci sta chiedendo ma perché non lo rifate più? Perché c'è il Covid, abbiamo la nostra mascherina, già siamo mascherinati tutti, quindi siamo in regola con tutto, e adesso parleremo del più e del meno. Del più e del meno. Grazie dell'ospitalità. Grazie, abbiamo preparato questo spritz fiero che è la novità dell'estate, questo è appena uscito. Mi ha fatto molto piacere che sia venuto a trovarmi e spero di rivederci presto. Ma sicurissimamente, perché qui ci si trova non bene. Benissimo, oltre. Buon procedimento. Grazie Paolo. Dopo aver lasciato l'amico Paolo, naturalmente stiamo bevendo come non mai, anche perché dobbiamo recuperare questi giorni, questo periodo andremo in giro ambriachi. di inattività. Allora, passati 15 giorni, 20 giorni dalle votazioni regionali. Sì, esattamente 2 o 3 settimane. Allora, facciamo un bilancio veloce. Provincia di Rovigo, visto che noi parliamo fondamentalmente della provincia di Rovigo, 2 soli consiglieri, Corazzari e un'altra signora di Trecenta. La signora Bisaglia. La signora Bisaglia, che non ricordava il nome, ti ringrazio. Tutti e 2 della Lega, e naturalmente, visto che io sono Basso Polesine, mi dispiace che non ci siano rappresentanti del Basso Polesine, nonostante delle ottime performance sia della Mantovan di Fratelli d'Italia, sia anche di Crevedari, anche di Laila Marangoni. E di Laila Marangoni. Detto questo, cosa potrebbe implicare il fatto che non ci abbiamo rappresentati del Basso Polesine in regione? Allora, tu sei realmente Basso Polesine centrico. Molto centrico. Però, cosa vuoi? Questa volta sono passati 5 anni, nei 5 anni passati c'era Graziano Azzalì nato ad Onada, quindi molto basso polesine. Molto basso come me. Basso Bertelle che lavorava a Porto Tolle e di Corbola. Ed è di Corbola, però erano tutte e 2 delle opposizioni. Il problema qual è? Che la nostra è una provincia piccola, per cui la cosa elettorale, il risultato elettorale ha dato 2 consiglieri regionali, tutti e 2 della Lega, uno della lista Zaia e uno della lista della Lega, però professor Maggi, diciamo la verità, quando uno prende il 75% da solo, stiamo parlando di Zaia, di Zaia naturalmente, ha drogato. Le elezioni sono drogate non nel senso che non sono reali, sono determinate è una situazione eccezionale. Qualcuno, secondo me è un'analisi giusta, diceva il fatto che Zaia tanto si presenta per la 3ª volta e non ha mai portato bene a nessuno, 3 mandati, vedi Galan e vedi Formigoni, però questa è un'altra storia. Però il fatto che la Lega non riesca ad avere un'alternativa a Zaia non è sinonimo di debolezza della Lega? Zaia è stato eletto presidente la prima volta nel 2010, è stato rieletto presidente nel 2015 e adesso si presenta per la 3ª volta, ma è già stato vicepresidente per 3 anni e mezzo, quindi non è un ragazzino, un giovane virgulto. Mi permetto di fare un'anticipazione, che è questa. Questa è una legislatura che probabilmente durerà molto poco, massimo 2 anni, secondo me, è la mia opinione. Perché 2 anni? Perché Zaia ha superato tutti i record inimmaginabili, il 75%, il presidente di regione più eletto in Italia, risorsa importante per il centrodestra. Nel 2000, speriamo presto, ma nel 2021 o nel 2022, non credo si arriverà fino al 2023, ci saranno le elezioni politiche, è probabile che il centrodestra sostituisca l'attuale governo. Zaia è destinato a diventare presidente, un ruolo importante nel governo. Siccome ha sempre affermato Zaia che non cederebbe mai
di essere il doge del Veneto. Cioè, la prossima volta non può, per cui è meglio che... No, ma però dici fra 2 anni se ci sarà l'impasto o si va a votare... No, un nuovo governo. Un nuovo governo. Il nuovo governo tu dici che lui, se lo chiamano a chiamata, risponde. Ma sarebbe anche sbagliato non accettare, perché arriva a fine del... viste le performance, il fatto che lui ha già fatto il ministro per 2 anni, è ministro dell'agricoltura, e quindi perché rinunciare al posto al governo visto che può dare un grande apporto, per cui andiamo alle elezioni. Ecco, ti faccio l'ultima domanda, perché anche questo qua ce l'ho qua. Si è votato anche per la riduzione dei senatori. Un po' di Alka-Seltzer. Bravo, la citrosodina. Tanto li beviamo un po'. Allora, non era un controsenso votare sì o no per abbattere un po' di senatori e deputati e poi votare nelle regioni dove il numero anche dei consiglieri regionali, assessori eccetera è adeguatamente alto rispetto a quello che ci sarebbe bisogno, secondo me. Cioè, nel senso che forse bisognava o ridurre tutti o forse cambiare il progetto e ridurre gli stipendi. Diciamo la verità, è una posizione molto qualunquistica quella di dire gli riduco gli stipendi perché vuoi degli amministratori che siano pagati poco o poco più di niente? No, vuoi della gente di qualità. Bravo. Purtroppo il referendum è frutto, e la gente di qualità la devi pagare, il referendum è frutto della demagogia folle dei 5 Stelle, che sono un cancro della politica arrivato nel nostro paese per una serie di combinazioni, e tutto quello che toccano invece di diventare oro diventa un'altra cosa. Però la demagogia imperante in questo periodo ha fatto sì che invece di votare una riforma nel ridurre o la presenza della Camera o la presenza del Senato, cioè uno dei due, ma tenere una rappresentanza territoriale importante, si è votata quella, no, non uso il termine che avevo in testa, che è un altro. Che volete volgare? Sì, anche se è comprensibile, quello schifo, si è votato quello schifo di referendum, e per cui adesso è facile per me fare una previsione. La provincia di Rovigo, con quei numeri, mai e poi mai nei prossimi millenni avrà una rappresentanza in Parlamento. Mai più. Vabbè, con queste parole naturalmente pessimistiche. Realistiche. Ma ti ritrovo dopo il Covid che sei acido e pessimista. Questo qua mi dispiace. No, non sono realista, non sono acido, non è neanche pessimista. Vabbè. Ma scusami, se tu hai 5 persone a casa da sfamare e hai un solo pezzo di pane, non puoi darlo a tutti e 5. E te lo mangi solo tu? No, mangio niente, no. Non ci sono i numeri. Solo la riduzione di 300 persone impedisce a una provincia come la nostra, piccola, di avere una rappresentanza parlamentare. E tutto qui, sai, non è che... Un giorno, anzi la prossima volta, visto che riprendiamo i nostri appuntamenti a 3-4 settimanali, parliamo di qualcosa che mi è venuto in mente, ma adesso mi è sfuggito perché ho quel pizzico d'Alzheimer che fa allegria. Ho capito, allora va bene così. Va bene così. Arrivederci alla prossima. Alla prossima.